Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Voi la Linea per approfondire i temi del giorno. Questa mattina a Udine è stata presentata la nuova sede della prefettura in via Prachiuso. Il complesso architettonico fu costruito nella seconda metà del Seicento e oggi, dopo anni di abbandono e un'accurata ristrutturazione, il complesso torna ad animarsi in tutta la sua bellezza. Eccoci qua per la presentazione della nuova sede della prefettura assieme al prefetto, dottor Massimo Marchesiello, ma anche il direttore del Demanio, il dottor Alessio Casci. Allora, partiamo dalla giornata, dalla presentazione importante per la città e per voi. Sì, è importante e attesa, soprattutto perché sono anni che se ne parla. E ho colto l'occasione, quindi ringrazio moltissimo la collaborazione del Demanio che ci ha dato un contributo importantissimo per lavori che erano già avviati a suo tempo dai colleghi e per fortuna definiti e arrivati al culmine oggi. Siamo già trasferiti, quindi la sede è già disponibile e quello che sto dicendo, ma che dirò sicuramente, è accessibile al pubblico anche per eventi e manifestazioni all'interno della sede. Quindi è proprio accessibile al pubblico ed è una novità anche questo per i cittadini? Sì, il giardino merita, adesso cercheremo di metterlo in buono stato di manutenzione, ma il momento importante è che questo è un giardino che verrà reso accessibile a eventi, a manifestazioni, anche col Comune stiamo concordando un po' le forme di condivisione. Per noi insomma, deve essere accessibile alle persone, ai cittadini che sono soprattutto qui a Udine. E a proposito di iniziative, presenterete anche tutte quelle che sono iniziative legate al 2 giugno, si ritorna alla normalità? Sì, così ci dicono, però il 2 giugno adesso abbiamo concordato un programma che verrà illustrato che soprattutto la prima parte della mattinata del 2 giugno prevederà proprio la ricostruzione della storia dell'edificio, prima convento, poi ospedale militare come è ben noto e poi ultimi come prefettura. Però diciamo che anche questa ricostruzione storica che sarà accessibile quindi alle persone che interverranno, al pubblico nella sala conferenze, sarà un primo momento di passaggio all'apertura. E a proposito dell'edificio, ci racconta lei quella che è la struttura, quelle che sono le novità tecniche? Allora, questo edificio è stato interessato da una rigenerazione completa che ha visto una ristrutturazione fondamentale sulla parte strutturale per quanto riguarda il rispetto delle normative antisismiche e un grosso intervento sulla parte impiantistica, quindi impianti di raffrescamento e riscaldamento per contenere i costi di manutenzione e di gestione, quindi andando a cercare oltre ai risparmi di locazione che prima sostenevamo nella precedente sede, anche la riduzione dei costi di gestione e di manutenzione, quindi diciamo perseguire tutti gli obiettivi finalizzati al contenimento economico per l'utilizzo dell'immobile da parte della prefettura. Quindi voi siete già operativi? Sì, da diciamo 3 settimane, pian pianino, lentamente ci siamo trasferiti, abbiamo ancora qualcosa nella vecchia sede, però sì, siamo ormai operativi. Assessore Ciani, oggi la presentazione della nuova sede della prefettura, una novità per la città. Una novità molto bella perché ovviamente viene riqualificata un'area molto importante a ridosso del centro storico della nostra città, un'opera peraltro che viene realizzata a pochi passi da un'altra opera molto importante, quindi la riqualificazione della sede della Quiete e quindi ovviamente la riqualificazione urbana funziona per rivitalizzare i borghi delle città e ovviamente via Prachiuso ne trae un vantaggio molto importante. Proprio a pochi metri da qui è stato demolito un muro che divideva l'area della Quiete con il resto della città e l'apertura certamente dà un valore aggiunto a un quartiere bellissimo della nostra città. In tema sicurezza parliamo anche delle iniziative legate alla festa del 2 giugno, come vi state preparando e che cosa cambia nel post pandemia? Abbiamo appena fatto una riunione proprio per organizzare un 2 giugno che torni alla normalità il più possibile. Il 2020 e il 2021 sono state delle cerimonie un po' zoppe, abbiamo tenuto particolarmente a farle nonostante le restrizioni e oggi invece avevamo sul tavolo il programma del 2019 per partire come base e quindi torneremo con le cerimonie aperte al pubblico, con il concerto organizzato dalla prefettura insieme con il comune. Questo è un segnale
a cui sia il Comune che la Prefettura tenevano particolarmente per ridare un segnale di speranza a tutte le persone. Ecco, le mascherine solo 6 in assembramento? Mascherine solo se in assembramento, ovviamente in questo momento i teatri prevedono ancora l'utilizzo delle mascherine, ma insomma la normativa è in costante cambiamento, probabilmente ci sarà l'obbligo di mascherine ancora per gli spettacoli al chiuso a teatro, ma per il resto chissà che magari la popolazione possa tornare a guardarsi in faccia realmente come siamo. Il sentiero di Ares è una realtà del Friuli che si occupa di dare una speranza prima e poi una vera e propria casa ad animali domestici anziani, malati o non voluti, ma nel corso degli anni si è ingrandita sempre più, arrivando ad accogliere anche capre, pecore, cavalli salvati dal macello, e tutto è cominciato da una promessa fatta ad Ares, un Doberman scomparso nel 2015. Il Sentiero di Ares è un'associazione che si prende cura di cani malati terminali e anziani. Abbiamo cominciato così il progetto, dopodiché ci siamo allargati e abbiamo deciso di prenderci cura anche di animali che vengono dal macello, non solo quelli, di gatti e anche di, vedrete, avicoli e tutto il resto che adesso vi mostriamo. Il Sentiero di Ares nasce praticamente da una promessa fatta al nostro carissimo Doberman. Lui è sempre con noi. Quando lui aveva un tumore, quando era proprio sul finire, noi gli abbiamo fatto una promessa che il giorno dopo l'avremmo portato al mare e che ci saremmo presi cura degli ultimi tra gli ultimi, quindi dei cani malati terminali, anziani, che noi andiamo a pescare nei vari canili o che ci vengono proposti da volontarie di cui ci fidiamo ciecamente. Il nostro scopo è di dargli una casa iniziale qua da noi, dove ce ne prendiamo cura. Se per esempio quelli con tumori noi li facciamo operare, li facciamo fare il decorso qua, però il nostro scopo è comunque dargli una casa con la C maiuscola e una famiglia con la F maiuscola. Noi siamo solo di passaggio. Questa qua è la nostra famosa area cani. Come vedete non è il classico canile, ma è come se fosse un giardino di casa. Noi ci teniamo tantissimo a questa cosa, proprio perché è la prima casa che loro hanno quando escono fuori dal canile. Come vedete qua oggi abbiamo una mamma a distanza. Ecco, noi diamo anche l'opportunità, chiaramente a chi abita vicino a noi, alle mamme a distanza di venirci a trovare e fare chiaramente le coccole, portare in passeggiata chi hanno adottato a distanza. E questo recinto praticamente lo teniamo per gli inserimenti oppure come protezione quando abbiamo dei casi particolari da proteggere, diciamo tra virgolette, come Stella che è cieca dalla nascita. E i cani ciechi non vengono accettati dai cani che vedono perché lanciano dei messaggi e ovviamente il cane cieco che non lo vede, la reazione è la pinzata o insomma l'aggressione. Quindi in questo momento abbiamo tutti i cani tranquilli, ma in questo momento cerchiamo anche i più vecchi di tenerli qua protetti e in questo contesto apriamo quando noi ci siamo qua in modo che possano interagire comunque con tutti gli altri. Questo qua è il reparto dei grandi animali, i cosiddetti animali da reddito, quelli che noi salviamo anche dal macello. Come vedete qua abbiamo 2 pony, sono mamma e figlio, dopodiché abbiamo Sue Ellen, la nostra capretta, laggiù c'è il nostro Franchino, è un maiale vietnamita, anche lui l'abbiamo salvato dal macello. Qua dopo abbiamo varie pecore di varia razza e poi abbiamo lei, Cinella, la nostra meravigliosa trotter. Eccoci qua, è un po' timida. E qua invece Kebab, il nostro super caprone.
Noi abbiamo un sito internet, una pagina Facebook e anche una pagina Instagram dove ci sono tutti quanti i nostri dati e quindi tramite PayPal, IBAN potete fare una donazione, oppure abbiamo adesso creato una lista Amazon dove noi mettiamo tutte le cosine che ci servono, dal mangiare alle ciotole, anche a viti che ci servono comunque per rendere più bello il nostro piccolo mondo. Complimenti alle volontarie del Sentiero di Ares, davvero bello questo servizio. Noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentornati a Da voi la linea ed ora un tema che riguarda la sanità nel Pordenonese, ovvero la rottura definitiva tra sigle sindacali e direzione generale dell'ASFO, confermato lo sciopero del 13 maggio con la richiesta di dimissioni di Joseph Polimeni. Non si torna più indietro ormai, si è conclusa anche questa conferenza stampa, fino all'ultimo avete sperato di salvare i cosiddetti caprecavoli, purtroppo però per voi, ma soprattutto per il sistema sanitario locale, non c'è una via d'uscita. Il 13 maggio confermate lo sciopero. Sì, il 13 maggio confermiamo lo sciopero in virtù anche degli ultimi accadimenti, nonostante l'interessamento dell'assessore Riccardi e dei incontri avvenuti anche nella giornata di ieri e con l'ultima proposta della direzione, che noi rimandiamo al mittente e quindi proseguiamo sulla nostra strada. Che cos'è che non vi ha convinto in tutta questa trattativa che è durata molto? Ricordiamo, il primo sciopero nel 2020 erano 6-7 mesi, 8 forse che si era insediata la nuova direzione, 2 anni sono passati, nulla forse è cambiato se non in peggio, no? Come avete detto voi. Sì, il problema è che diciamo, la causa scatenante è l'accordo stralcio di marzo, che poi ha portato alla luce le problematiche che da anni caratterizzano la nostra azienda, la mancanza di personale, le difficoltà dei servizi e quant'altro. E l'accordo stralcio era la cosa più semplice da risolvere, perché avevamo richiesto di mantenere, come per le altre aziende sanitarie regionali, le stesse condizioni degli anni precedenti e su cui anche l'assessore si era interessato ed era d'accordo. Non è stata recepita completamente, quindi di fatto quella che è stato l'episodio scatenante, la cosa più semplice non viene risolta, figurarsi le altre, e quindi procediamo verso lo sciopero. Abbiamo provato in tutti i modi, anche con l'incontro di Riccardi, di risolvere problemi che sono risolvibili. Bastava soltanto rifirmare l'accordo stralcio degli anni precedenti. 20 minuti prima della conferenza stampa il direttore generale ci manda ancora un accordo stralcio con delle modifiche inaccettabili. Non è possibile continuare a comunicare in questo modo, chiediamo degli incontri seri, chiediamo a Riccardi di farsi portavoce del disagio di questi cittadini, perché il taglio dei servizi in questo angolo del Friuli è netta, è costante e Polimeni sta veramente svuotando gli ospedali di professionisti e sta svuotando gli ospedali dei servizi. C'è un po' un cortocircuito, ecco, di chi è la colpa? Da chi andrete ovviamente adesso voi a protestare, a far sentire la vostra voce? Allora, innanzitutto partirei dai sindaci. Come sindacati abbiamo chiesto un incontro con tutti i sindaci del Friuli. Io spero che sia molto partecipato, perché i sindaci sono coloro che devono proteggere la sanità del Friuli. È interesse di tutti tutelare la salute dei cittadini. In secondo luogo il direttore generale spesso e volentieri elude le risposte. Non parlerei di colpe, parlerei di scelte strategiche. Oggi abbiamo anche un altro interlocutore che è l'assessore regionale alla sanità Riccardi, che si è fatto portavoce nell'incontro che c'è stato con i sindacati del disagio che abbiamo, che hanno i lavoratori e che hanno i cittadini. Non ci sono state ancora soluzioni, chiediamo a Riccardi di intervenire in maniera forte. Luigi, benvenuto, pensava mai di arrivare a questo epilogo? No, credevo che dopo l'impegno dell'assessore, dopo che si era impegnato, speso, pensavamo di riuscire a trovare una soluzione che non risolveva i problemi della sanità, però aiutava a un cambiamento di rotta. Invece dopo l'incontro di ieri sera e
la comunicazione di questa mattina veramente siamo rimasti allibiti, cioè questo direttore generale continua a prendere in giro le lavoratrici, i lavoratori, a prendere in giro i cittadini e le cittadine di questa provincia. Una cosa mai vista e una cosa vergognosa. Ed ora sentiamo il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi che sta valutando possibili iniziative viste le posizioni inconciliabili tra sindacati e vertici di ASFO. Vicepresidente, oggi a Pordenone i sindacati hanno confermato lo sciopero e accusano Polimeni di aver preso in giro anche lei che si era esposto per cercare una mediazione. Ma io non credo di essere stato preso in giro, certo. Queste posizioni inconciliabili non sono più sostenibili ed è evidente che non si può dire di no ai lavoratori, non si può dire di no ai sindaci, non si può dire di no ai prefetti, non si può dire agli assessori regionali no, non si può dire sempre no. Quindi è chiaro che qualcosa non funziona. Io ho provato con tutte le forze a cercare di mediare, direi che la misura è colma e adesso io farò i passi che ho sempre cercato di evitare perché credo che i conflitti vadano composti, vedo che non ci sono elementi per comporre i conflitti e quindi dovremo usare quelle misure che contrattualmente ci sono consentite. E in questo senso potrebbe esserci un cambio ai vertici dell'azienda sanitaria? Adesso esamineremo quelli che sono gli spazi contrattuali, ma io non posso continuare a vedere in un'area della regione continui conflitti, questo no. Abbiamo già poche energie, ne abbiamo spese tante nel corso della pandemia. Adesso quelle che ci rimangono dobbiamo utilizzarle in maniera positiva. Poi è chiaro che insomma, nel momento in cui le posizioni sono inconciliabili, quindi non si tratta di dare ragione a uno o ragione all'altro, ma è evidente che le condizioni che oggi escono dopo anche questo sforzo che io ho fatto dal punto di vista personale, per quel che mi riguarda, sono inaccettabili. E noi siamo in chiusura, ma vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Telefriuli in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.